Una storia lunga 2500 anni, quella del sito archeologico di Tuvigeddu. Con oltre 1700 sepolcri, è una delle necropoli puniche più estese di tutto il Mediterraneo. Oggi si può visitare all'interno di un parco con una spettacolare vista sulla laguna di Sant'Agilla e nonostante per tanto tempo sia stata usata come cava di una cementeria e poi tenuta in uno stato di degrado e abbandono, è eccezionalmente ben conservata. Chi visita il sito, a cui si accede da via Falzarego, si troverà davanti una distesa fitta di sepolcri scavati direttamente sulla roccia calcarea del colle, spesso affiancati e paralleli, estesi in una fascia lunga 1,5 chilometri. La città dei morti, a uso delle genti che qui vivevano sin dal VI secolo a.C. e che avevano probabilmente dimora poco distante, dove oggi c'è la moderna via Brenta. Sappiamo poco di queste genti. Allora il Mediterraneo era al centro di intensi traffici commerciali che portavano i popoli a muoversi e raggiungere altre rive, e anche la Sardegna era meta di viaggiatori in arrivo da lontano. Così i cartaginesi, nel tentativo di espandere la loro economia e il loro potere, avevano raggiunto l'isola e si erano insediati stabilmente nel Golfo di Cagliari, già abitato sin dalla preistoria. E proprio il colle di Tuvigeddu, racchiuso oggi tra le vie Santa Vendrace e Smaglias, fu scelto come luogo di sepoltura. Siamo a Cagliari, sul colle di Tuvigeddu. Siamo all'interno forse, anzi direi quasi sicuramente, della più grande necropoli di età punica del Mediterraneo occidentale. Questa qui è una necropoli importantissima perché questo qui è un patrimonio che va assolutamente tutelato. Era nota già dall'Ottocento, sono stati fatti scavi dall'Elena nell'Ottocento, poi nei primi decenni del Novecento da Taramelli, sovrintendente dell'antichità della Sardegna, che fece un ottimo lavoro. Tutto il materiale trovato nelle tombe era stato numerato col numero della tomba, per cui è stato possibile recuperare tutti i corredi. Gli ultimi scavi sono stati fatti negli anni più recenti, fra gli anni 90 e gli anni 2000, quando Donatella Salvi ha scavato più di 700 tombe. E il numero di tombe precise non le conosciamo, ma siamo sicuramente sopra il 1000. Quelle che sono più famose e più interessanti sono quelle scavate nella roccia, quindi con un pozzo di accesso profondo un 3 metri, arrivati in fondo scavavano, facevano una camera, ci mettevano i morti, lo utilizzavano per una generazione, forse anche più di una, in alcuni casi si trovano diverse deposizioni, dopodiché mettevano il portello e la tomba rimaneva chiusa. La volta che dovevano fare un'altra tomba, talvolta intelligentemente, invece di riscavare tutto il pozzo, entravano nel pozzo già fatto e di fronte alla prima tomba ne scavavano un'altra, oppure ne scavavano una di sopra. Sono state trovate anche tombe a 2 piani. È interessante anche vedere il sistema di come facevano per scendere nel pozzo, cioè non è che si calavano con le funi, facevano delle riseghe in modo che ci calavano delle travi, si appoggiavano sulle travi, poi le mettevano nella risega successiva e riuscivano a scendere fino in fondo. Quando non ci sono queste riseghe ci sono le pedarole, è un termine laziale ma si usa comunemente, cioè delle fossette nella parete dove l'operaio metteva i piedi e scendeva tenendosi con i piedi e con le mani a mo' di scimmia. Quello che c'è da dire è che questa necropoli mostra come veniva sfruttato bene lo spazio da parte dei cartaginesi, perché viene occupato dalle tombe solamente il colle, lì c'è la zona del mare, la città punica si stendeva, quindi la zona di via Po, via Garigliano, via Sant'Agilla, quella zona laggiù, e questa zona che era rocciosa è stata utilizzata per fare le tombe, iniziando dalla parte bassa e poi man mano salendo a utilizzare anche le parti più alte. Praticamente da via Santa Vendrace fino alla cima del colle è tutto pieno di tombe. D'altra parte in queste città è così. Io da giovane ho lavorato 4 anni a Tarquinia e
in alcune case la cantina era una tomba punica. Ricordo sempre un'osteria dove si andava a comprare il vino, che mi disse: te che sei archeologo, la vuoi vedere una tomba? Mettiti il cappello perché fa freddo. Si scende giù e nella cantina questo oste aveva le botti del vino e dico: questa è una tomba etrusca. Eh sì. La tomba dell'Ureo, conosciuta dagli anni 70, mostra sulla parete di fondo un dipinto con un serpente alato sormontato dal sole, maschere dall'aspetto demoniaco che nell'antichità avevano il potere di scacciare gli spiriti maligni. Negli anni 70 fu trovata questa strepitosa tomba dell'Ureo, che era una tomba dipinta con tutto un fregio di palmette intorno alla parete interna della tomba, e sul fondo c'era il serpente Ureo della religione egizia, cioè un cobra con una corona, e a lati 2 teste di gorgone che invece erano mutuate dal mondo greco. Era già nota la tomba del Cid, che aveva la figura molto mal ridotta, ma di una divinità guerriera, cacciatrice, con un copricapo coperto di piume che somiglia vagamente al Sardus Pater. Comunque, devo dire, è una cosa unica, perché nel mondo punico le raffigurazioni iconiche, cioè di persone o figure, sono estremamente rare. Di solito le tombe sono decorate con fasce di colore, di quadri, losanghe, e nella necropoli se ne conservano qualcuna. A Tuvigeddu oggi si conoscono 1793 sepolcri, ma forse erano oltre 2000, di cui 1571, 1094 a monte e 477 a valle sono stati risparmiati dall'attività di cava che ha danneggiato parte del sito. Le sepolture rimaste indenni dai numerosi scavi clandestini hanno conservato fino a noi corredi funerari che accompagnavano i morti nell'aldilà. I corredi ce ne sono parecchi, non moltissimi quanto ci si potrebbe aspettare, perché già dall'800 questa necropoli era conosciuta. Quindi alcuni scavi sono stati fatti scientificamente, ma sono stati fatti sempre ovunque anche scavi clandestini. E siccome queste tombe sono una accanto all'altra, uno scendeva, scavava una tomba, poi bussava nelle pareti, quando sentiva vuoto buttava giù la parete, andava in quella accanto e la depredava. Rispetto al contemporaneo sito archeologico di Tarros, nella costa oristanese, a Tuvigeddu sono stati trovati materiali più modesti, ceramiche di tipo punico, ma anche greche a vernice nera, e poi gioielli e monili, oggi esposti al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, come ciondoli, amuleti, anelli, scarabei in oro e pietre dure con figure umane e animali. È una necropoli che meriterebbe di essere valorizzata, con l'unico problema che è quasi impossibile valorizzare una necropoli fatta di tombe a camere ipogeica scavate nel terreno, perché per entrare in una camera bisogna scendere un pozzo di più di 3 metri con una scala a pioli. Nessuno darà mai l'autorizzazione a farlo, perché bisogna che le persone che vanno a visitare aree archeologiche siano sempre tutte in sicurezza. E sicuramente se ci si mette a scavare si continuano a trovare tombe. Il problema è si scava, poi il materiale andrebbe pubblicato, ma vuol dire 700 tombe, siamo su un minimo su 3.000 pezzi trovati che vanno restaurati, e il restauro costa, vanno disegnati, vanno studiati, vanno esposti. Dove si espongono? Anche perché il famoso discorso nei magazzini è pieno di roba non esposta, è vero, ma siccome in queste tombe gli oggetti sono sempre fondamentalmente gli stessi, esporre 100 tombe dove uno vede 300 brocchette tutte uguali, 200 brocchette tutte uguali, 400 coppette tutte uguali, uno poi visto le prime 3 vetrine gli viene l'angoscia. La necropoli è sempre stata un elemento noto e conosciuto qui a Cagliari, sempre. Ha avuto un periodo di abbandono, diciamo, totale fino
quasi alla fine degli anni 70. Praticamente se ne occupavano soltanto alcuni studenti che facevano tesi di laurea e la soprintendenza, per cercare di tenere una piccola zona che era controllata, tenerla un po' pulita come riusciva a fare. Teniamo presente che fino al 1979 lo staff della soprintendenza non prevedeva un addetto alle lavorazioni, cioè un operaio, quindi doveva trovare fondi dal Ministero per poter fare pulizia e manutenzione, e si sa che da questo punto di vista il Ministero ha sempre dato abbastanza poco. Il Comune era abbastanza sordo e quindi si riusciva a fare poco. Soltanto nel 79, con la legge sull'occupazione giovanile, la soprintendenza riuscì a dotarsi di tutto il personale che mancava, cioè praticamente tutto. Diciamo che l'attenzione cagliaritana massima su Tuvigeddu, come sempre, è avvenuta quando sono stati fatti progetti che prevedevano di far passare un tunnel sotto il colle, che quindi avrebbe distrutto una serie di tombe, di costruire case intorno, e allora l'opinione pubblica si è mossa. Però se non si smuove per queste cose, abitualmente è abbastanza piatta, ecco. Una testimonianza silenziosa, suggestiva e monumentale, quella del sito archeologico di Tuvigeddu, che insieme ai suoi corredi funerari e alle sue architetture ci racconta la vita delle genti che vivevano 2 millenni e mezzo fa sulle rive della laguna.